Cari amici del web, un saluto da Sicilia Opera Academy. Siamo adesso in compagnia di Marina Shevchenko, un soprano, buonasera, un soprano russo di Mosca, che vive però da parecchi anni in Italia, e qui in occasione del masterclass del maestro Marcello Lippi, e quindi adesso vado ad intervistarla. Innanzitutto, Marina, dici quali sono state le tue esperienze passate, quindi quelle di studio, e quali opere hai debuttato. Ho debuttato Macbeth di Verdi, poi Andrea Chenier, ehm, poi Mascagni, La Cavalleria Rusticana, Tosca di Puccini, oddio, anche Requiem di Verdi, e poi anche vorrei tanto approfondire i miei studi e poi anche debuttare nel repertorio tedesco. Cioè mi piace, mi attira tanto Salome di Strauss e poi anche Wagner. Wagner, tutto il Golden Ring, insomma, Brunilde. Cosa devo dire? Sono felice di essere qua perché ce ne sono ruoli nel mio repertorio che devono essere migliorati, come per esempio Abigail di Nabucco, che spero tanto migliorare con Maestro Lippi, siccome come attrice è abbastanza speciale questo ruolo, molto aggressivo. Spero di acquistare certe cose da maestro. Sì. Sicuramente il maestro Lippi ti sarà utile, così come lo è stato a tanti cantanti che hanno frequentato i suoi masterclass qui da noi. Bene, cos'altro dirti? Allora, Non ho sì, c'era detto, qualcosa da aggiungere? sì, non ho detto una cosa che vi saluta tanto signora Antonietta Stella, che è la mia professoressa, che è sempre nel suo cuore tutta la Sicilia. Sì, la regione direi quasi preferita sua. Così. E noi ricambiamo con affetto. Marina, tu sei la prima nostra cantante che ci è venuta a trovare, che proviene dalla Russia, e quindi in questo masterclass abbiamo avuto il piacere di ospitare quindi una cantante russa e una cantante giapponese, quindi il nostro nome si diffonde per il mondo, e questo ci fa tanto piacere, e poi anche un motivo di vanto, ovviamente. Grazie ancora. Ci vuoi dare un saluto in russo, nella tua lingua, anche ai nostri amici del web? Sì. Ам, Я вам желаю всего самого хорошего в этом году и во всей вашей жизни, чтобы вы были счастливы, чтобы всегда веселились. Per i non russi una traduzione? Vi auguro questo anno molto felice e anche di essere felici per tutta la vostra vita e avere solamente i piaceri per tutta la vostra vita. Grazie mille, grazie, a presto.